Alla presentazione del torneo delle regioni che si svolge quest'anno in Sicilia, ecco, c'è anche la presenza di Pino Rigole. Pino, la tua presenza è molto significativa, è sempre ben gradita qua ad Agrigento. Ma sicuramente Agrigento, come tu sai, mi sono sentito sempre a casa. Fra le altre cose oggi, dato l'evento importante, storico, a cui faccio i complimenti a tutte le componenti della Lega Nazionale Dilettanti, con in testa il presidente Sandro Morcana, Santino Lopresti, perché è un evento storico che non è mai successo in Sicilia, quindi data la mia presenza che c'erano queste persone, è stato principalmente per un saluto, e poi incontrare sempre amici qua ad Agrigento è sempre un grande piacere, e quindi mi auguro che questo torneo possa dare lustro a tutta la Sicilia e in particolar modo a questa nostra terra meravigliosa, che possa essere volano per tante altre manifestazioni. Purtroppo la tua Agragas non esiste più per svariati motivi sui quali noi così sorvoliamo. Che tristezza fa? Ma guarda, è un grande dispiacere, un grande dolore, anche perché ho vissuto degli anni importanti della mia storia calcistica, e inoltre il mio augurio è quello che Agrigento possa tornare di nuovo più forte di prima, perché sicuramente è un gruppo, una tifoseria importante, con delle persone competenti, quindi il mio augurio è quello che possa riprendere il cammino che è stato lasciato, direi in malo modo, e che si possa ripartire più forte di prima, con una solidità societaria, e non intendo solo l'aspetto economico ma anche l'aspetto organizzativo. Parte del tuo cuore è biancazzurro, mai dire mai? Ma guarda, mai dire mai non lo so, sicuramente il mio ritorno quest'anno ad Agrigento è stata proprio una scelta di cuore e non di altro, quindi le cose prima di farle, perché ripeto, ad Agrigento sono legatissimo, e bisogna valutarle bene, perché bisogna fare un percorso importante sotto tutti i punti di vista. Un saluto ai tuoi tifosi. Ma un grande abbraccio a tutti i tifosi agrigentini, a tutto l'entourage, perché quando c'ero io ad Agrigento siamo riusciti a coinvolgere tutta la provincia, e quindi anche la provincia di Agrigento ha mostrato grande affetto all'Agragas, e quindi un saluto e un abbraccio affettuoso a tutti, e che l'Agragas possa ritornare più forte di prima.